i banchieri che posseggono l'Italia. Io uso questa espressione. L'Italia è un prodotto bancario, è un prodotto voluto dai banchieri. Credo che a quel punto non ci sarà nessun scampo. Come ho detto prima, si tratta di o noi o loro. Intanto vi devo dire che non ci sarà nessuno che vi libererà al posto vostro, non ci sarà nessuno che ci viene a salvare. Quindi noi abbiamo dei grossi problemi che sono anche di natura economica, che stanno arrivando, ci sono già, e abbiamo il problema della salute. Quindi un mezzo per poterci liberare è in realtà una cosa su quale io già stavo lavorando l'anno scorso e che è questa, la triade della libertà, cioè sono tre progetti di legge che servono a proporre un modo possibile, concreto, di relazionare il cittadino con le istituzioni. Praticamente la Tria della Libertà è un progetto complessivo che prevede l'autodeterminazione delle persone a livello di singolo, di collettività e come sistema sociale. Come si fa? Il primo progetto di legge, determinato Salute, lo potete scaricare qui. Ecco, sicuramente fra di noi ci sarà qualcuno inviato ad ascoltare per conto dei poteri forti o dei poteri ufficiali. Sappiate che dietro questa cosa ci sono stati degli abusi d'ufficio da parte del presidente del Consiglio regionale, Ciambetti. Praticamente abbiamo presentato l'anno scorso questo progetto di legge che ha come finalità quello di far attuare alla regione, qui c'è anche spiegato tutto dal punto di vista costituzionale, perché, guardate, lo leggiamo proprio velocissimamente, per l'articolo 5, scusate, l'articolo 117,5 della Costituzione, le regioni e le province sono deputate ad attuare i trattati internazionali già ratificati dalle esecutive. Cioè la Costituzione dice che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, quindi la salute, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea. E è la regione che ha la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva. La salute, la potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. Quindi, per quanto riguarda, ecco, ci ho spiegato bene, la materia con la legislazione concorrente, che vuol dire dove lo Stato fa il quadro generale, ma poi ad attuarlo sono le regioni, c'è appunto la tutela della salute. Bene, questa proposta di legge non chiede altro alla regione, quindi questa è stata già depositata ma è anche già scaduta, la ridepositeremo quando avremo pronti 7.000 firmatari, cioè per 7.000 persone che dicono quel giorno che ci sarà da firmare io firmerò, stiamo facendo la preiscrizione. Praticamente c'è la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo l'applicazione della biologia e della medicina. Ecco, cosa dice questa convenzione e cosa dice anche la direttiva 2001 dell'Unione Europea? Dice che nessuno può essere obbligato a un trattamento nel campo della salute e anche la sperimentazione può essere fatta solo su soggetti malati. Non puoi usare un farmaco sperimentale sui soggetti sani, tantomeno i bambini. E quindi questa roba qui è già stata ratificata dallo Stato, con la legge numero 145 del 2001. Ad attuarla deve essere la regione. Noi potremmo anche fare una istanza alla regione per l'attuazione, ma temo che se ne fregherebbero perché siamo ancora troppo pochi. E tant'è che poi, dopo che abbiamo presentato questo progetto di legge, raccolto 300 firme circa, aspettavamo la valutazione di queste 300 firme perché le abbiamo raccolte, secondo la normativa europea, in via elettronica, quindi attraverso il cellulare. Invece, della presidenza della regione, del Consiglio regionale del Veneto, semplicemente se ne frega e non ci dà la risposta. Perché? Perché vuole che ricominciamo da capo. Poi questo progetto di legge serve appunto all'autodeterminazione individuale nell'ambito della salute, quindi però è la tutela collettiva della salute in realtà. Poi che cosa possiamo fare? Per attivare l'economia e far bypassare il sistema dello strozzinaggio internazionale dei banchieri, noi possiamo, come è previsto da Costituzione, creare delle banche cosiddette a carattere regionale che praticamente permettono alla banca stessa non è la regione che fa la banca. Questa norma che noi chiediamo alla regione di fare serve solo perché chi vuole possa fare una banca, che ha ovviamente anche dei requisiti, eccetera, che semplicemente va a prendere il denaro dalla BCE a tasso zero e lo può riversare sulla collettività a tasso poco più che zero.
Solo per spiegare questo progetto di legge io normalmente ci metto una mezz'ora, tre quarti d'ora, per cui a cosa serve questo progetto di legge? Io fra l'altro per fare questo progetto di legge ho semplicemente fatto quasi copia e incolla della legge quadro dello Stato. Quindi sono da 15 anni che c'è questa legge, eccola qua, decreto legislativo 18 aprile 2006, dove si sarebbero potuti finanziare i comuni e le imprese a tasso, diciamo 1-2% da 15 anni. Ed è questo il segreto del Trentino Alto Adige, perché loro hanno le banche a carattere regionale da 40 anni. L'autonomia fa sicuramente bene, ma non è quello che fa la ricchezza del Trentino Alto Adige, sono le banche a carattere regionale. Quindi con la creazione di queste banche a carattere regionale, tu riesci a finanziare le aziende locali che fanno il prodotto locale, quindi non la grande diciamo coltivazione intensiva, ma piuttosto il prodotto artigianale, piuttosto il prodotto locale, piuttosto l'agricoltura biologica. Poi puoi finanziare la ricerca e lo sviluppo, gli studenti, le famiglie, i mutui, tutto ciò che succede in Trentino Alto Adige. E per finire il progetto di praticamente triade prevede, questo è da rivedere, una partecipazione elettronica migliorata attraverso anche dei referendum elettronici praticamente a costo zero che la normativa europea permette di fare. Bene, allora raccogliere per presentare un progetto di legge in regione servono 7.000 firme. Noi con questo progetto di legge prevedevamo che la firma di sottoscrizione per portare un referendum o una legge popolare in regione si potesse fare attraverso PEC. Abbiamo scoperto che la cosa era già possibile, ma abbiamo anche utilizzato la firma elettronica. Quindi l'idea della democrazia elettronica contenuta in questo testo rimane uguale, va aggiornato con le normative che nel frattempo sono venute in essere. Però tutto sommato l'idea è quello di creare una community, quindi in Veneto ci servono almeno 7.500 persone, che poi quando siamo in 7.500 diciamo ok, questo è il testo da mandare in regione, firmiamo tutti da casa con la app che è molto semplice da utilizzare, praticamente tu apri il documento e lo firmi come quando firmi dal postino, poi lo mandi questo documento col bollino certificazione elettronica e quella è una firma. Questa raccolta di firme si può fare già da un paio d'anni, però nel 2019 sono entrate in vigore proprio delle ulteriori passi nella normativa europea che si chiama EIDAS in italiano, e quindi abbiamo la possibilità di costituirci community per portare le istanze popolari come quelle sulla salute, come quelle sulle banche, come quelle della partecipazione stessa dei cittadini nelle istituzioni regionali. Però se questi che sono lì non stanno facendo niente, addirittura ci ostacolano, è chiaro che noi dobbiamo prepararci a diventare classe dirigente noi. Non c'è niente da fare. O vi tenete questi e vi adattate al cerotto, o vi adattate all'idea di farvi voi protagonisti, noi tutti insieme, protagonisti regione per regione, per arrivare a sostituire questi balordi, quantomeno incompetenti, se non addirittura esecutori di piani altrui. Però nel frattempo ci ostacoleranno in tutte le maniere. Allora, oltre al piano A, abbiamo un piano B. Bisogna sapere che il Lombardo-Veneto, come tutti gli stati preunitari, in realtà è stato annesso illegalmente dal Piemonte-Sardegna. Io ho trovato addirittura la Gazzetta Ufficiale dove il governo italiano dava il voto ai suoi soldati per il referendum dove dovevano votare Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia di oggi. In realtà poi la Lombardia non l'hanno neanche manca fatto votare, quindi la maggior parte della popolazione è stata esclusa dal voto. Hanno fatto votare i loro soldati in massa e addirittura hanno determinato le modalità di voto, c'erano i carabinieri che vigilavano sul voto. Cioè, per fare un paragone, molto semplicemente, è come se adesso facessimo entrare l'Albania in Europa, ma durante il voto mandiamo i carabinieri europei e facciamo pure noi votare gli europei nel referendum albanese. Capite che è un'assurdità, no? Infatti, ho portato questa questione che ho scoperto nel 2006, studiando il trattato internazionale, studiando il libro di Taon di Ravelli, il commissario italiano, che ha seguito tutto e che poi si è distaccato dal piano dei Savoia, perché lui era un fervente credente, i Savoia invece svaligiavano le chiese, e con questa frase avete capito che non sono monarchico, no? Ho capito l'inganno, ne ho parlato sul sito, se cercate 1866 trovate tante diverse cosucce. Ora noi possiamo rivendicare la sovranità originaria del Lombardo-Veneto, ma anche degli altri stati, facendo un discorso che è questo.
Tu, governo, che sei stato eletto illegalmente, con un Presidente della Repubblica che si è fatto nominare da un Parlamento illegale perché la sentenza che lo dichiarava illegale per 3/4, ed è qui che sbaglia Papalardo. Papalardo diceva che il Parlamento era illegale. No, era illegale per 3/4. Cioè erano illegali quelli eletti nel premio di maggioranza e quelli eletti nel listino bloccato. Non era illegale tutto il Parlamento. Però poi hanno fatto quel Parlamento illegale complessivamente, ha fatto una legge per le elezioni. E quindi si sono autoeletti con la legge illegale, hanno eletto il Presidente illegalmente della Repubblica, hanno eletto i giudici, i magistrati della Corte Costituzionale, quindi ormai l'Italia non c'è più. C'è un potere di fatto. Addirittura il governo sta governando con i decreti amministrativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, una cosa che è completamente fuori Costituzione. Cioè la Costituzione non vale più. Di fatto non vale più. E quindi voi siete molto in pericolo. Noi siamo molto in pericolo. Anzi, vi dirò di più. Siete già sequestrati in casa. Siete già privati della libertà, senza motivi scientifici, per quello che abbiamo visto stasera. Quindi noi dobbiamo essere pronti che se non riusciamo a mettere a posto le cose, 10.000 persone che tirano fuori 100 euro a testa possono pagare la causa internazionale per far tornare libero lo Stato lombardo-veneto. Vi dirò di più che siamo già d'accordo con i temporanei rappresentanti del Regno delle Due Sicilie che il primo che va in corte internazionale e avrà raggiunto i soldi per poterlo fare, eccolo qua, il governo delle Due Sicilie. Abbiamo già fatto un patto che andremo tutti insieme, firmato nel 2014, no? E praticamente il nostro scopo è quello di collaborare eventualmente per, dovessimo essere costretti, realizzare quella confederazione italiana di interessi che era prevista dal Trattato di Zurigo del 1859 e che è stato violato proprio dal Piemonte, sostenuto dalla Francia, pagata dai banchieri che finanziano anche il Gavi, finanziano questi personaggi che hanno un progetto di lungo respiro. Quindi, se volete partecipare al progetto della Triade, semplicemente andando sul sito repubblica.info. Intanto vi mostro una cosa che non vi ho mostrato, proprio perché queste restrizioni che noi stiamo subendo sono sempre più o meno state illegali, comunque non giustificate dalla scienza. Allora, vedete, le firme per l'abolizione delle restrizioni legali, io ho fatto diverse petizioni, credo che l'abbiano firmato qualche centinaio di persone. Quindi se volete dire no alle restrizioni illegali che ci sono ancora adesso, perché per esempio una cosa che non ha senso è quella di vietare la passeggiata al sole. Cioè, spiegatemi perché io non posso andare a fare una biciclettata sui colli o stare a debita distanza in spiaggia al mare, che mi fa solo bene a me e ai miei figli e contribuisce alla salute generale, soprattutto psicologica. È chiaro che queste restrizioni sono illegali, poi è chiaro che se devo andare al bar a prendermi un panino dovrò stare a 1 metro di distanza, dovrò avere le mascherine, tutto quello che volete, ma non ha senso tenere blindati in casa le persone, perché si produce, parlavamo stamattina con Emanuela, tutta una serie di conseguenze psicosomatiche. Ma perfino l'OMS dice di fare le passeggiate. Allora questi cosa stanno facendo? Per chi? Allora, se volete opporvi a queste restrizioni illegali, qui c'è la firma per l'abolizione delle restrizioni illegali. Anche se stiamo andando in uscita, sappiamo che la cosa non è finita lì. Io ho fatto anche un'intimazione al governo il 17 di marzo. Qui nel sito repubblica.info, in prima pagina, trovate questo riquadro rosso, firma per l'abolizione delle restrizioni illegali. Potete leggervi tutto il testo e firmare, che comunque così intanto entriamo in collegamento. Fra l'altro io ho già fatto un'altra petizione precedente e ho mandato poi l'intimazione il 17 marzo, ma c'erano 349 persone che hanno firmato in 48 ore. Poi però avevano tolto subito la storia delle province in zona rossa, avevano fatto tutta l'Italia. E qui c'è tutto il testo che poi ho avuto anche la ricevuta, no? Poi però, per quanto riguarda il futuro, qui su Voglio saperne di più o su progetti di legge, trovate tutto il testo spiegato dei 3 progetti di legge e alla fine c'è il formulario per darsi da fare, no? Nome, email, la regione, visto che lavoreremo a livello regionale per motivi che ci rivolgiamo all'ente regione, eventuale messaggio
E qui dovete autorizzare per forza di cose il trattamento dei dati personali e dire se volete dare una mano, se volete soltanto essere informati oppure se volete contribuire attivamente, e quindi in quel caso ovviamente il numero di telefono. E cominciamo a costruire la rete che vuole fare che cosa? Portare le istanze della salute, delle banche regionali, cioè le istanze per creare delle banche regionali a favore della popolazione locale e la maggiore partecipazione democratica. Da questa rete potrebbe nascere un'alternativa politica per le regionali. È già fare politica presentare una proposta di legge, questo è ovvio, ma dobbiamo anche riuscire a mettere insieme una squadra di gente capace che possa presentarsi come alternativa credibile con un programma che non sia limitato alla questione vaccinale che c'è, ma che è ricompresa nel più ampio aspetto del problema della salute. Per cui, secondo me, questa è una soluzione fattibile in via democratica. Poi io perseguo sempre soltanto azioni democratiche. Avete capito che non sono monarchico, che non sono particolarmente filo italiano, visto che ho smascherato l'annessione di tutti gli stati preunitari, no? Perché il meccanismo che hanno usato è sempre quello. Però metto a disposizione queste cose, visto che adesso è diventato e sta diventando un o noi o loro, perché obiettivamente siamo chiusi in casa in maniera assolutamente non scientifica, cioè in maniera scientifica fatta da loro, ma non per motivi di salute pubblica. E quindi poi, se dovremmo essere necessariamente obbligati, il Lombardo-Veneto, il Regno delle Due Sicilie, gli stati preunitari possono rialzarsi. Ripeto, l'ultima cosa che vi faccio vedere era il sito del Lombardo-Veneto, dove c'è un po' della storia che giustifica. Mi sono dimenticato una cosa molto importante che adesso ve la dico. Qui c'è la storia, poi c'è la causa internazionale, cioè praticamente con 1 milione di euro si può andare a chiedere non solo la restituzione della sovranità, ma anche un eventuale risarcimento dei danni che eventualmente pagheranno i banchieri che posseggono l'Italia. Io uso questa espressione: l'Italia è un prodotto bancario, è un prodotto voluto dai banchieri. L'idea che l'Italia sia degli italiani è evidente che non è così. Comunque vi devo dire anche che tutto ciò che vi ho detto è totalmente conforme alla legge, perché nel 2000, dopo che ho scritto il libro nel 2007, dove ho smascherato, ho svelato che l'Italia è presente illegalmente nel Lombardo-Veneto, praticamente abbiamo fatto ricorso nel 2000, prima al giudice nel 2006, poi al giudice europeo nel 2008. Guarda caso, nel 2010 è stata cancellata l'annessione del Lombardo-Veneto, non del Veneto, del Lombardo-Veneto, cioè con la legge 212 del 2010 è stata cancellata l'annessione del Lombardo-Veneto e praticamente hanno parlato di errore, ma in realtà ecco, state lontani da questi del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, che sono dei truffatori che hanno copiato il 90% del mio lavoro per convincere la gente a fare delle cose fuori dalla norma. Ok? Qui abbiamo un articolo del Corriere: abrogata per errore dal governo l'annessione del Veneto, in realtà è di tutto il Lombardo-Veneto. E qui trovate nel mio sito una serie di articoli che spiegano perché legalmente, e anche la storia del 2008, di quando siamo andati in Consiglio d'Europa, praticamente è possibile avere l'indipendenza del Lombardo-Veneto, cioè noi siamo italiani di fatto, amministrati dal governo italiano, ma il governo italiano è in realtà abusivo fin dall'inizio. Qui abbiamo la situazione che avevamo nel 1866, la Lombardia era occupata militarmente da 5 anni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia erano con l'Austria, e questo il resto d'Italia precedentemente era fatto come lo vedete, forse questa è del 1859, quindi il Regno delle Due Sicilie di cui parlavamo prima, vedete che è un bel pezzo di terra con tanta gente dentro. Allora, il concetto è questo: per fare un parallelo, voi sapete che praticamente è venuto fuori con la storia dell'anastocismo, con la storia dell'anatocismo è venuto fuori che le banche avevano chiesto per tanti anni interessi e spese non dovute sui conti correnti, tanto che persone dichiarate fallite in realtà sono risultate essere addirittura creditrici verso le banche, no? Quindi la legge ha detto no, questa operazione che ha fatto la banca è illegale e quindi la banca deve restituire. Bene, noi con Lombardo Veneto facciamo esattamente la stessa cosa. Intanto c'è da dire una cosa: per quando riguarda, quando le questioni riguardano gli stati, non c'è prescrizione quinquennale o trentennale, ma di 200 anni. Quindi fino al 2066
noi abbiamo diritto alla restituzione della sovranità. E quindi per avere restituita la sovranità bisogna seguire un processo di autodeterminazione che noi abbiamo seguito. Non è una cosa fai da te. Non andate dai truffatori che vanno in giro a incitare la gente a usare la violenza, a fare dei ricorsi in tribunale che non hanno nessuna possibilità di vincere, perché ovviamente l'occupante non ti fa vincere in tribunale con una questione del genere. Allora, noi, secondo me, cominciamo con i progetti di legge sapendo che il nostro obiettivo è quello di salvaguardare noi stessi, le nostre famiglie, il nostro territorio, le nostre aziende, la nostra natura, il territorio nel senso di natura, le nostre libertà democratiche. Se non ci riusciamo così, a quel punto saremo in abbastanza da tirare fuori 100 euro a testa e fare una causa internazionale. Questi signori, c'è da sperare che sia vera tutta quella storia che qualcuno dice che c'è la guerra sotterranea fra le due fazioni del Deep State e dei patrioti americani, per cui la setta satanica e pedofila dovrebbe essere arrestata in massa. Non so se conoscete queste cose, ma qui entriamo nel cospirazionismo che io non seguo. Io faccio scienza, io sono un uomo di numeri, vado a vedere i numeri, vado a vedere le leggi, tiro fuori queste ricerche scientifiche, uso la testa. Ci sono tante altre cose che potrebbero essere belle da studiare, tipo, che ne so, Reiki. Io non studio Reiki, non faccio yoga, io studio le statistiche, studio la scienza, io studio il PubMed, perché quello è qualche cosa che ti dà un'arma di difesa. Allora, io mi fermerei anche qui. Se non avete domande, o se avete domande, sono qua. La legge 212 del 2010, ma non è stato per caso che hanno tagliato centinaia di migliaia di leggi e in mezzo c'è caduto anche il plebiscito di annessione e anche la convalida del plebiscito. Ma non è molto importante perché l'annessione era comunque nulla, nel senso che noi questa questione della nullità l'abbiamo portata dal giudice, noi siamo andati. Eccolo qua, la prova che lo Stato esiste ed è sovrano. Vedete, questa è la sentenza, vedete che è l'articolo del 3 aprile 2008, quindi prima di quella legge. Questa è la sentenza del 20 febbraio 2008, sembra fantascienza, no? Stiamo parlando di 12 anni fa. Venezia, praticamente il giudice ha detto che, a parte che la questione secondo lui era anche un po' vecchia, però dice, ne consegue che con tutta evidenza che le domande sono improponibili. Perché? Difettando, dice, mancando la possibilità giuridica di una pronuncia sulle stesse ed ancor prima per difetto assoluto di giurisdizione. Il difetto assoluto di giurisdizione non è la mancanza del giudice per materia, cioè tipo quando tu vai al TAR a chiedere la persecuzione penale oppure vai a chiedere un risarcimento danni alla procura, no? Cioè non è che è il giudice sbagliato e non è neanche una problematica di territorio, che sei andato nel territorio sbagliato a chiedere, cioè a Padova per una cosa successa a Vicenza, tanto per fare un esempio. No, il difetto assoluto di giurisdizione è quella cosa per cui il giudice manca completamente ma tutto l'apparato giuridico dello Stato, la giurisdizione, non è competente. Cioè lo Stato italiano non ti può rispondere. Perché? Perché effettivamente si tratta di una questione di diritto internazionale che non puoi risolvere tu, deve risolvere il giudice internazionale. E allora noi siamo andati al Consiglio d'Europa e purtroppo, tanto perché succederà appena noi avremo un po' di forza, che arriveranno coloro che vogliono sabotare tutto. Ci hanno mandato dei personaggi, poliziotti, carabinieri, servizi segreti, che hanno cominciato a parlare di armi, cosa che io non faccio mai. E hanno cominciato a parlare di armi nel 2009, abbiamo dovuto buttarli fuori e questi hanno fatto finta di essere il nostro gruppo fino a che la polizia è andata a sequestrare queste presunte armi. In realtà erano le armi della polizia locale di Cornuda. Cioè la polizia dello Stato è andata a finire, ci sono su video su YouTube. Ovviamente i giornali non hanno spiegato niente di quello che è stato che era successo, però intanto sono riusciti a sterilizzare tutto, perché ci sono sempre quelli che si vendono per un piatto di lenticchie e che si vendono in generale, insomma. E poi ci sono anche i pazzi, gli utili all'occhio, ci sono tanta gente stramba in giro. Allora, bisogna capire che quando si parla di queste cose, io so che sto parlando in maniera legale perché sto parlando di una legge, la 212 del 2010, che ha cancellato l'annessione Lombardo-Veneto. Quindi perché devo ascoltare le ordinanze di Conte, che sta facendo delle cose non scientifiche? Lo faccio perché sono da solo, lo faccio perché sono con un gruppo piccolo, ma non perché
sia corretto. C'era qualcuno qua che ha chiesto, ma allora non è meglio direttamente passare al punto, al piano B, quello di cui sto parlando? No, non è meglio perché è una cosa che forse la gente ancora non riesce a capire della necessità e dell'utilità. Pensate che ogni anno i cittadini del Lombardo-Veneto, bianchi, neri, veneti, lombardi e non lombardi, vengono privati di 5.000 euro a testa all'anno, dalla nascita alla tomba. Quindi una famiglia di 4 persone potrebbe contare su un reddito pro capite di 20.000 euro in più, un reddito familiare. Cioè noi dovremmo avere il reddito fra i più alti d'Europa, invece tutti questi soldi dove finiscono? Mi sa che non vanno neanche al sud, vanno nel debito pubblico che questi si sono inventati, perché il debito pubblico è un'altra fandonia. Poi, allora, per non essere multati da soli non si può fare. Se ci organizziamo e, per esempio, troviamo un buon avvocato per impugnare, come hanno fatto quelli di Prato, questa normativa, qual è il problema? Che loro giocano sul tempo. Cioè, tempo che tu prepari le carte, presenti il ricorso per far annullare le multe e tutto il resto, loro hanno già tolto tutto. Perché si svolge tutto in tempo di mesi, mentre la giustizia va nei tempi degli anni. Quindi purtroppo, per quanto riguarda le multe, se uno becca una multa, purtroppo deve avere il culo di trovare un bravo avvocato che ha coraggio e pagarlo, altrimenti non ne vai fuori. Quando saremo in tanti, se riusciamo a fare un gruppo, allora potremo iniziare, ma anche sul discorso dell'obbligo vaccinale, anche sul discorso delle banche regionali, potremo fare tante cose. Per cui la prima cosa da fare è pubblicità, far iscrivere, preiscrivere sul sito repubblica.info, far preiscrivere la gente per poter raccogliere le firme su queste proposte di legge. Poi invece per i bambini rapiti, allora lo scenario che ci stanno dipingendo questi, quindi non è complottismo, è quello che stanno dicendo loro, è questo qui. Se tu eh, giri senza app e un domani sarà o il braccialetto o il cerotto vaccinale, tu sei un pericolo pubblico. Allora, se tu giri, non sei tracciabile, non ti posso far uscire. Devi stare a casa. Devi stare a casa, perché sei un pericolo. Tentata epidemia. Vuoi fare il test antivirale, il test anticorpale per vedere se sei già a posto? No, non vale. No, quel test lì non vale. Vale solo quello che diciamo noi, che tu non puoi fare, perché mancano i reagenti. Quindi tu devi stare a casa. Bene, una volta che tu sei a casa, può capitare che tu, oppure anche con l'app, sei venuto in contatto di gente infetta. Devi stare a casa. Anche se tu, se non hai il cerotto, potresti essere infetto. E siccome potresti essere infetto, io devo proteggere i tuoi bambini dalla tua pericolosissima malattia. Quindi li porto in una struttura protetta. Non devo dire altro. Questo è il meccanismo che useranno. E ne stanno già parlando. Ascoltateli. Stanno già dicendo che in certe situazioni i bambini non sono protetti a sufficienza. È lo stesso discorso che facevano già con i vaccini comunque, Non è che c'è qualcosa di nuovo. Il giro dei vaccini era un giro di prova. Era per mettere intanto l'obbligo vaccinale, che creava tutto un meccanismo anche psicologico. Si possono fare conferenze, fare conoscere e assorbire le altre associazioni indipendentisti veneti. Sì, Charles, non so chi è Charles, ma comunque sì che si può fare. Il problema è che anche nel mondo venetista, facciamolo, organizza tu, prova tu. Nel mondo venetista, come abbiamo visto fra i Novax, come abbiamo visto su tutte le diciamo aggregazioni che si occupano di un certo tema, a un certo punto arrivano i sabotatori. Cioè, dal mio punto di vista, i partiti attuali si reggono sul fatto che assorbono e annullano la dissidenza. Cioè, non è possibile che ci sia un partito più autonomista della Lega, che poi autonomista non è più, ma da tanto tempo, no? Fa finta di essere autonomista, perché poi la prova dei fatti non lo è. Non lo è, e c'era una cosa da raccontare su questo, cioè di una legge regionale che ho fatto scrivere io, che è stata approvata per miracolo nel 2016, che riconosceva il Veneto, i Veneti da Bergamo a Udine come minoranza nazionale, cioè come il Sud Tirolo, quindi col bilinguismo, con la riserva dei posti nell'amministrazione pubblica. La legge 28 del 2016 è stata fatta cancellare perché l'avvocato in Corte Costituzionale che doveva difendere la legge per conto della regione, l'avvocato Bertolissi, ha detto, invece di dire la legge
È valida perché deve essere salvaguardata, perché i veneti sono discriminati, la loro lingua, che è riconosciuta anche dall'ONU, non viene riconosciuta dallo Stato italiano. Invece di dire questo, per esempio, come tantissime altre discriminazioni che subiamo, l'avvocato ha detto la legge non serve a nulla. E chi è questo Bertolissi? È uno incaricato da Zaia, che sapeva tutto. E Zaia ha voluto far cancellare, la giunta regionale ha voluto far cancellare questa legge. Perché? Perché ci sono loro che devono stare lì a fare che cosa? Dopo ci torniamo. Assistenza legale gratuita, da parte di chi? L'assistenza legale gratuita potrà essere fatta per motivi di umanità, eccetera, ma escludo che ti diano assistenza gratuita per queste cose. Comunque, l'assistenza legale gratuita, non so chi sei, informati e facci sapere dettagliatamente come eventualmente possiamo accedere a questa cosa. Possiamo fare delle riunioni su questo specifico tema se c'è la volontà di trovarsi. Già stasera eravamo in 30, non è male se continuiamo. Concordo con Roberto, si fa fatica, il problema non è solo il governo, ma i cittadini che fanno gli psicopoliziotti e sparano contro chi osa trasgredire. Sì, ma questo è il meccanismo che infatti hanno messo in piedi un po' da Unione Sovietica e Germania dell'Est. Assolutamente sì. Però se noi facciamo vedere che siamo pacifici, preparati, abbiamo le nostre ragioni scritte nella Convenzione di Oviedo, nei trattati internazionali per quanto riguarda il Lombardo-Veneto, che proponiamo la rinascita della società con le banche a carattere regionale, con la salvaguardia delle tutele e queste cose, la popolazione sana di mente sarà tutta con noi e lo psicopoliziotto tornerà a essere un povero menogramo. Nell'immediato, avendo due figlie minori, se dovessero rendere obbligatori i vaccini, che si fa? Allora, purtroppo i vaccini sono già obbligatori. Se arriveranno al punto di darti il cerotto obbligatorio, oppure tu stai chiuso in casa, credo che l'unica alternativa possibile a quel punto sarà proprio raccogliere il 1.000.000 di euro per fare la causa internazionale e liberare il Lombardo-Veneto. Credo che a quel punto non ci sarà nessun scampo. Come ho detto prima, si tratta di o noi o loro. Adesso è o noi. Cioè, adesso siamo noi. Non siamo in difesa, siamo imprigionati. Quindi, ecco, volevo far vedere, per quanto riguarda, vabbè, non abbiamo il tempo, per quanto riguarda il discorso delle vaccinazioni, avrete sentito sicuramente che stanno facendo la sperimentazione in Inghilterra. Perché in Inghilterra? Perché adesso è fuori dall'Europa. In Europa, a causa di quella direttiva, è vietata la sperimentazione su soggetti sani, se non dietro un protocollo e tutto che loro hanno scavalcato, ma c'è il principio generale per cui su un soggetto sano tu la sperimentazione non la fai, invece loro la stanno facendo su soggetti sani. E questo è molto grave, è molto grave. Se noi permettiamo allo Stato di poter infilare quello che vuole nel nostro corpo, è finita, perché diventi un oggetto controllabile chimicamente, elettronicamente, con le nanoparticelle o le particelle quantiche, non so neanche che roba sia, ma quel cerotto che vi ho mostrato prima è a particelle quantiche. Questa è la situazione. Ci sono altre domande? Emanuela, vuoi dire qualcosa, concludere? Voi capite che dentro ci sono affermazioni molto pesanti dove si rischiano denunce. Io non ho problemi a mettere il video su internet. C'è qualcuno ogni tanto che negli ultimi anni è andato in giro, uno dei metodi che usano per distruggere le opposizioni sono quelli della calunnia, no? E vanno in giro a dire delle cose tipo che quello dei servizi segreti, eccetera, eccetera, no? È ovvio che quello che ho detto stasera non è a favore delle monarchie, non è a favore dell'attuale unità d'Italia, non è a favore dell'OMS e del piano vaccinale, e quindi la vedo difficile che mi paghino questi soggetti, cioè lo Stato italiano, i promotori di farmaci, di vaccini, i monarchici, questa gente qua, mi pare evidente. E poi parlando di diritti umani, che è il mio argomento base, mi pare evidente che non posso essere nemmeno fascista e nemmeno comunista, perché i diritti umani nel fascismo e nel comunismo non esistono.
Sarebbe stato interessante parlare dell'articolo 32 della Costituzione che non ci tutela affatto dall'obbligo vaccinale, lo fa solo la Convenzione di Oviedo, però diventa lunga, vi devo lasciare. E poi comunque nei video che trovate già sul sito trovate degli approfondimenti di tutti i passaggi che abbiamo fatto oggi. Convenzione di Oviedo, ecco, articolo 32, Convenzione di Oviedo. Io il 5G ho un'opinione controcorrente, tanto per cambiare, per cui per il momento me ne sto zitto perché so che la gente ci crede molto. Sul mio sito trovate un articolo dove io non nego assolutamente che le radiazioni elettromagnetiche facciano male, perché è sicuro questa roba qui. Anzi, cerco di evitare anche il wifi e tutto quanto. Eccolo qua. 5G ma anche 4G e i campi elettromagnetici in generale fanno certamente molto male. Naturalmente sapete che questa è un'audizione della dottoressa Sharon Goldberg, ma c'è anche questa ancora prima, israeliana, quindi visto che stasera ho citato anche molti israeliani che presuntamente sono anche ebrei, lo capite che non sono nemmeno un antisemita, perché per conto mio gli ebrei sono di tante tipologie, come ci sono tanti tipi di cristiani e tanti tipi di musulmani, quindi parlare degli ebrei in senso di un'unità culturale è un po' superficiale e stupido. E vabbè, niente, grazie a tutti. Adesso decideremo insieme con il gruppo, con Manuela e il gruppo, che cosa potrebbe essere interesse. Se volete approfondire un po' di più chi sono, il mio sito lo conoscete, palmerini.net. In particolare c'è una pagina, oggi l'ho un po' ripulito, che era un pieno di tutto. C'è la pagina degna di nota, dove trovate un po' più della mia storia, che è fatta anche di denunce su brogli elettorali, denunce di violazione di legge, denunce sul referendum dell'acqua che è stato fatto insomma nel 2011, tante cose che ho fatto. Ho veramente consumato un quarto di secolo, cioè praticamente metà della mia vita, a perseguire più o meno utilmente i diritti collettivi.